24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Mi pare che l'amico Diego Bottaccin abbia perso il rispetto per le verità e per il buonsenso. Dice ovvietà note a tutti, a me per primo, e me ne attribuisce le responsabilità, senza considerare che purtroppo, proprio grazie alla nostra quotidiana azione in Veneto, le cose vanno meno peggio che altrove. Viaggi per credere, se non vuole dar retta ai numeri. Lo ha affermato l'assessore alle politiche della mobilità del Veneto Renato Chisso, commentando le dichiarazioni del consigliere regionale. Io vorrei aver messo fine al monopolio di Trenitalia anni fa, ha affermato Chisso, ma questo non è il momento concretamente fattibile, come lui sa bene, perché il sistema di monopolio è concentrico e riguarda anche la disponibilità di treni e società diverse, ma collegate nella holding Ferrovie dello Stato che dispongono delle infrastrutture. In Veneto, dopo giorni di freddo intenso, con punte che hanno toccato anche i meno 25 sulla piana di Marcesina, nel Vicentino, è arrivata la neve. Questa mattina ha fioccato in gran parte della pianura veneta, con tetti e strade imbiancate anche a Venezia. Mezzi spargisale in azione su strade e autostrade, dove non sono stati registrati problemi alla circolazione. La neve ha cessato comunque di cadere già a metà mattinata in quasi tutta la regione, dove si registrano ancora deboli precipitazioni nella zona orientale verso il Friuli Venezia Giulia. Le minime nelle zone montane del Veneto sono sempre ben sotto lo zero, a Cortina meno 8 gradi, ma ben superiori alle temperature polari registrate nei giorni scorsi. Seppure a tratti è tornata la neve, con accumuli anche di 10-15 cm come a Sappada. La piana di Marcesina ha segnato un meno 13, Belluno ha registrato meno 5, mentre in altre località montane si passa dai meno 12 di Arabba ai meno 9 di Sappada. Ad Agordo, per effetto del FON, la minima è stata di meno 3. Per domani è previsto cielo sereno e un ulteriore rialzo termico in quota, mentre per giovedì un drastico nuovo abbassamento delle temperature. Un freddo come quello dei giorni scorsi non si registrava dal 1985 in Veneto, ma è Venezia senza alcun dubbio a stupire maggiormente. La laguna è ghiacciata, con tratti coperti da lastre che raggiungono uno spessore di 4 cm. Nelle vie d'acqua un rimorchiatore attrezzato a rompighiaccio ha liberato le principali arterie di comunicazione dalla terraferma verso i principali approdi lagunari, e sono molti i curiosi che hanno voluto vedere dal vivo questo raro spettacolo immortalato dai fotografi. In Friuli invece la Bora, dopo una settimana di bufere e una notte con raffiche che hanno superato i 130 km/h, ha concesso stamane una tregua, pur continuando a farsi sentire più debolmente. Il cielo è completamente coperto e aumenta il rischio di nevicate, con temperature ancora sotto lo zero. Emergenza camionisti in riva Traiana e riva Ottaviano Augusto, in zona Campomarzio. Decine di conducenti di tir in sosta da giorni senza potersi imbarcare sui traghetti turchi, che non partono e non arrivano causa maltempo, sono allo stremo. Molti di loro dormono nelle cabine dei camion, patiscono il freddo e non si lavano da giorni. Un numero verde a livello nazionale a cui risponderà uno psicologo pronto a dare conforto e attenzione in qualsiasi evenienza. Marco Paccagnella, presidente vicario di Federcontribuenti Nazionale e presidente Veneto, ha lanciato l'iniziativa per venire incontro agli imprenditori in difficoltà. Sono rimasto sconvolto dalla notizia dell'ennesimo suicidio, quello dell'impresario edile di 51 anni, costretto a chiudere la sua ditta e per questo caduto in depressione, ha spiegato Paccagnella. Quindi dalla prossima settimana sarà pronto un numero verde con uno psicologo alla risposta. Invito chiunque abbia problemi a non vergognarsi, a chiamare. C'è chi vuole dare una mano. Gli atti estremi purtroppo non sono una soluzione, e lo dico sempre nel massimo rispetto di chi fa questa scelta. Forte effetto depressivo sulle compravendite e sulle locazioni a Belluno per l'introduzione dell'IMU e la rivalutazione catastale del 60% sugli immobili. Nel 2011 le voci dell'introduzione di un'imposta patrimoniale e poi la manovra di fine anno con l'aggravio dato dall'IMU
hanno determinato un effetto depressivo su un mercato sostanzialmente stabile, effetto che si è immediatamente trasmesso anche all'investimento in immobili a scopo di locazione. Attualmente infatti i contratti di affitto sono in caduta in mancanza della determinazione da parte dei comuni dell'aliquota IMU per gli immobili locati, ciò che genera una pesante situazione di incertezza che condiziona il settore e che potrà essere foriero di consistenti effetti sociali. Triplice arresto dai carabinieri di Cittadella e Tombolo, fermati con l'accusa di furto 3 moldavi di età compresa tra i 20 e i 30 anni, colti in fragranza di reato. L'operazione è avvenuta nelle prime ore di lunedì nella zona di Galliera Veneta. I militari in appostamento della sera precedente, sorprendendo i 3 nel tentativo di furto all'interno di una trattoria, proprio il titolare del locale il giorno prima aveva allertato i carabinieri dopo aver scoperto che alcuni segnalatori dell'allarme erano stati coperti. Il colpo dei 3 moldavi però non è andato a buon fine, perché disturbati dall'abbaiare dei cani dei vicini. I malviventi si sono dati alla fuga impedendo il primo momento l'intervento dai carabinieri. Poche ore più tardi, in seguito ad un'altra segnalazione di un cittadino, i 3 sono stati bloccati su un treno in partenza dalla stazione di Galliera diretto a Brescia, zona dalla quale provengono. Durante i successivi accertamenti, i militari dell'Arma hanno appurato che i 3 moldavi avevano effettuato un furto in un'azienda locale, oltre che aver scassinato 2 autovetture e un camper, sequestrata refurtiva del valore di circa 5.000 euro e arnesi idonei allo scasso. Le indagini proseguiranno per accertare se esistono collegamenti tra la banda di moldavi e i furti avvenuti nella zona nei giorni precedenti. Dopo i furti nascondevano la refurtiva vicino alla stazione, all'arrivo del treno balzavano proprio letteralmente fuori e salivano sul treno convinti di non essere sorpresi. Probabilmente facendo leva o facendo comunque appoggiandosi a connazionali già radicati nel posto. Ci facciamo una banca. Andrea Di Vido ed Enrico Marchi, i 2 soci che controllano la finanziaria internazionale Finint, pensano al futuro e alla creazione di un nuovo istituto di credito. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.